Abbiamo fatto un incontro con la dirigenza di Insula per prospettare alcune soluzioni che devono essere fatte rispetto a queste case che sono chiuse. A noi ne risultano qualcune in più. I residenti di quartiere Pertini non si arrendono e continuano a tenere alta l'attenzione anche sulla questione delle occupazioni abusive, oltre a quella del degrado che però sta lentamente trovando soluzione. Molte case sono state murate ma lasciate in pessime condizioni. E anche qua è una casa di quelle murate che però ha lasciato ancora il mobilio all'esterno. C'è questa situazione, come dire, di incuria e questo porta solo topi. Il comune dovrebbe farsi pagare questo qua che occupa un appartamento e che porta dentro i mobili e li che butta fuori, azienda via e li che sai. Perché adesso il comune deve pagare le cose che ha fatto gli altri, come non questo solo, un altro dall'altro lato e un altro che è ancora. Questo trovo una roba assurda. Secondo Rocelli, troppo spesso il quartiere è stato utilizzato come luogo di abbandono. Qui vengono abbandonati situazioni familiari difficili, vengono abbandonati anziani e nessuno li segue se non alcuni degli assistenti sociali, e quindi chi si fa carico poi di dare incontro ai bisogni di questa gente? Il comitato di quartiere, il volontariato che abbiamo all'Auser e la gente del quartiere che si rimbocca le maniche. Ma noi vorremmo che ci fosse una risposta anche politica da parte del comune